Coda rossa? Poiana, una specie che abbiamo anche qua, coda rossa, una specie americana, vedi perché? Dove trovano in Friuli? No, americana. Buongiorno carissimi, oggi siamo qui, bellissimo castello di Villalta in comune di Fagania. Un castello vecchissimo, anche bellissimo dentro. C'è con questo castello tanto storia di Friuli Venezia Giulia. Molto profondo, con storie, con struttura, la struttura vecchia con pietre. Oggi ci sono tanti turisti, anche gli italiani vengono per vedere là dentro castello, perché oggi è solo oggi castello aperto per visitare. Andiamo dentro per vedere e scoprire che cosa è dentro in questo castello. Puoi raccontarmi il castello in una frase? Il castello in una frase? In una frase, sì. Esploratrice. Come si chiama questo Noi siamo i uccello? falconieri. Uccello? Questa è una poiana coda rossa. Coda rossa? Poiana, una specie che abbiamo anche qua, coda rossa, una specie americana, vedi perché? Dove trovano in Friuli? No, americana. 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 Ah, Scusa, bello. la faccio vedere. Villalta è più importante maniero medievale del Friuli. La sua storia si perde nella notte dei tempi. Il documento più antico conosciuto risale al 1158, varie volte assediato, distrutto e riefficato tra 1200 e il 1400. Ebbe la sua struttura monumentale ampliata nel 1500. Fu per secoli proprietà dei signori di Villalta, Caporiaccio e dei conti della Torre. Lucio della Torre causarono l'occupazione del castello di parte della Serenissima, l'occupazione delle truppe napoleoniche sotto il comando del maresciallo Bernadotte e insediamento un comando austro-ungarico dopo la disfatta il Caporetto segnano gli avvenimenti recenti più importanti. Questa importanza del castello trova riscontro a Udine, dove una delle sue porte si chiama Porta Villalta. I signori di Villalta, ramo dell'antichissima stirpe di Caporiacco, che vantano origine romana. Caporios è celita così come il ramo consanguineo di castello. Oggi Frangipane sono tra le più importanti famiglie storiche della patria del Friuli. Molti i personaggi di rilievo della famiglia, tra cui il celebre condottiero Artico di Villalta, il vescovo Adelghiero, il poeta Federico, infelicemente innamorato della bella Lucrezia Mantica.